Orietta Channel. Sì, ma ascolta Orietta, ma che canale è questo? Non hai la sigletta di inizio, non hai i titoli di testa, non ci sono quelli di coda, non hai niente effetti speciali, niente dissolvenza. Vabbè. Qua Come c'è speri? la dissolvenza del mare. La dissolvenza del mare, come speri di diventare una influencer famosa e ricca come la Ferragni? No, io mi influenzo da Ti sola. influenza da sola? Sì. Sì. Mi basto da sola. Bene, allora Orietta, buongiorno. Buongiorno. Sei partita da Olbia, sei scesa pian pianino a sud, sei arrivata Qua siamo a Budoni, la spiaggia di Budoni. Vuoi che la facciamo vedere? Sì, facciamo vedere. C'è sempre la tavolare, vedi? La tavolare si vede dappertutto, sai? Sapevi? Mare bellissimo anche qui, trasparente, cristallino, una pineta meravigliosa. Guarda, prova Abbiamo parcheggiato, hai parcheggiato il camper dove? sul parcheggio bellissimo qua davanti. Vicinissimo alla spiaggia, a 2 passi, 70 centesimi all'ora. Pensa. E se decidiamo, ci fermiamo anche qua. Sai, Bene, allora, a dormire. bene. Vuoi raccontare una storiella anche oggi? Allora, quella dei 2 fratelli ubriachi, via, dai. È facile, la sai. Sì. Una parola, saperla è una parola grossa. Devo dirtelo. Vai, Saperla... comincia, forza, non perdere tempo. No. Coraggio, animo. Allora, questi 2 fratelli sono ubriachi. Ubriachi da spatti. Tornano Toccai a il merlogo casa per la sera. Cosa ti ha detto? Alla sera tornano a casa, tutti un po' Così. così. E beh, sono riusciti a tornare a casa, già una bella cosa. Sì, già tanto. Già tanto. E, entrano in casa, ci mettono un po' di tempo ad aprire con la chiave, Sì. ma dopo ci riescono. Bene. Entrano in casa, aprono la porta e vedono 2 persone che stanno entrando in casa. Ma devi dire una cosa importante. Sì, che c'era uno specchio. Ah, c'era uno specchio in fondo al corridoio. Sì, c'era uno specchio in fondo al corridoio, si riflettevano, no? E uno dice all'altro: oddio, ci sono i ladri in casa, dai, telefoniamo ai carabinieri subito. E allora l'altro telefona ai carabinieri. Aiuto! Abbiamo i ladri in casa, anche i ladri! Aiuto, venite subito! Era Veneti, Sì. Ostrega. Uno spritz. Insomma, arriviamo subito ai carabinieri. Subito arriviamo. Subito. E arrivano in fretta, entro 5 minuti sono già là. E la porta era sì, con la pistola in mano, così. E entrano, aprono piano, entrano piano e poi fanno così. Come fanno? In alto le mani! E si riflettono nello specchio e dicono: no, ci sono già i nostri colleghi, andiamo via, dai, che siamo in troppi. Vedo che stai migliorando con le storielle. Ieri lo stesso ce l'avevi con i finanzieri, i poliziotti e i carabinieri, oggi ancora i carabinieri. Sarà il periodo. Speriamo che non ti fermino per la strada. Comunque in buon conto il camper tagato FBB 67. Bene, allora bravissima Orietta, anche oggi una recensione perfettamente... Adesso mi faccio un tuffo, Ti fai un tuffo? Ciao. Davvero? Gli occhiali!
buttati! No, che piani! Vieni allora!